Uno dei cantanti con una delle voci più grandi che viene interpretato, ovvero Adriano Celentano, interpretato da Raffaele Angioni. Facciamogli un applauso. Vieni Raffaele. E c'è Antonio che le fa anche il video in diretta, scommetto. Vero Antonio? Ecco qua. Ce lo dirà direttamente lui cosa ci canterà oggi. Volevo anticiparlo, ma... lo volevi dire tu? No, lo facciamo dire a lui. Direttamente da lui. Cosa ci canti, Raffaele? Una carezza in un pugno. Una carezza in un pugno. Adriano Celentano. Benissimo. Tutto Forza per Raffaele. Voi. Vai. Un applauso, dai. Mezzanotte sai che io ti espererò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di togliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontana quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Va 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 va. Vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Va 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 va. Bravissimo Raffaele! Grazie, grazie. Tieni pure il microfono se vuoi. Puoi fare delle considerazioni sull'esito Sentiamo un po' della giuria. cosa ci dicono dalla giuria. Chi chiamiamo in causa? Fabiano? Fabiano? Fabiano, prego. Dai, Fabiano. Accendilo, acceso il microfono.
Sì? Sì, adesso si sente. Allora, 70 anni, giusto? E canti da quanto? Da sempre? Appassionato? Sono appassionato. Appassionato. Allora, hai molta volontà e anche voglia di dare e di fare. Quando canti sicuramente hai anche voglia di regalare emozioni, allo stesso tempo anche quelle di avere delle emozioni anche per quello che dai e che fai. Ti posso dire bravo, continua a cantare, non sempre con questa tenacia, con questa costanza, va bene? Grazie. Auguri. Grazie. Grazie Raffaele. No, passiamo la parola anche Ma ovviamente sì. a Angelica De Sì. Io gli faccio comunque i complimenti per ritmo e intonazione, ci siamo, quindi continua pure, hai regalato delle emozioni, grazie. Grazie. Soprattutto alla moglie, secondo me. Lei si emoziona ogni volta. Grazie. Grazie. E andiamo avanti.